impegnata su fronti che necessariamente poi convolgono anche i temi che oggi saranno affrontati, quelli dell'internazionalizzazione, che significa apertura anche al sistema universitario globale, in particolare a quello dei paesi emergenti, quale sicuramente l'Iran. Noi abbiamo alcuni docenti iraniani che abbiamo preso come visto professor nel nostro Ateneo e abbiamo anche molte convenzioni con l'università iraniana. E poi c'è il fronte ovviamente del rapporto università-impresa. Le imprese italiane sono impegnate oggi anche su questi nuovi mercati. L'Iran è un mercato emergente che anche presenta particolari interessi proprio perché è un bacino particolarmente ampio. E poi le sinergie che possono, noi diciamo la via della seta. La via della seta un tempo congiungeva il nostro città adriatica, Venezia, anche a Bari, fino alla Cina, passando attraverso il Medio Oriente, e poi l'Iran era chiaramente sempre stato il posto centrale. Oggi questi percorsi sono necessariamente percorsi da riprendere. La Cina costituisce sicuramente la potenza mondiale dal punto di vista economico, l'Iran come l'India sono dei mercati enormi con riferimento alla loro estensione, al numero dei anche degli poi anche si connotano per un'apertura sui temi anche dell'innovazione tecnologica e di processo. Quindi stabilire legami tra sistemi anche accademici, sistemi imprenditoriali, magari sviluppare sinergie, credo possa essere particolarmente importante per un'università, per una città come Bari che guarda Oriente, necessariamente ha lo stesso simbolo della nostra università, un faro che guarda Oriente e che poi anche può diventare un'opportunità di lavoro per le nostre imprese e per i nostri giovani. Quindi oltre all'Albania ci sono già delle sedi universitarie in Albania noi abbiamo una sede universitaria e poi abbiamo molti legami veramente con tutti i paesi balcanici e quelli medio orientali. Quindi oltre all'Iran, oggi è l'Iran? Oggi è l'Iran, abbiamo avuto Azerbaigian, abbiamo avuto Armenia, stiamo cercando di privilegiare quello che un tempo era la via della seta e che oggi è la via del gas, la via anche dell'innovazione tecnologica, l'informatica, l'ICT, Information Technology. Il turismo? Il turismo, la piglia è attrattiva, può anche esserlo rispetto anche a questi mercati. Ho letto anche agroalimentare. Agroalimentare, stiamo anche lavorando per il tema delle certificazioni di qualità, sia con riferimento alle nostre, quindi tracciabilità dei prodotti, ma anche con riferimento a quelle del mondo arabo, la cosiddetta certificazione halal, che significa anche certificazione anche di processo di prodotto per consentire anche l'ingresso di merci anche provenienti dai nostri territori nel mondo arabo. Halal significa consentito, mentre haram è vietato. Quindi adesso sarà consentito pure imporre. Quello che è consentito è rispondere a certi requisiti dal punto di vista della qualità, delle metodiche anche di produzione e di conservazione delle merci, sia nel campo agroalimentare ma anche nel campo dell'abbigliamento, nel campo della produzione dei farmaci, a tutto tondo, che ovviamente devono essere conosciuti dai nostri operatori economici e poi consentono anche l'accesso a questi mercati, a quello arabo che è anche ricco all'Arabia Saudita e agli Emirati, a quello dell'Estremo Oriente come Indonesia e Malesia che adottano anche queste certificazioni. L'Iran, essendo sciita prevalentemente, comunque ha anche un'attenzione rispetto a questa tematica. Va bene, grazie.